Fin dall'alba dei tempi l'uomo ha rivolto la sua attenzione verso il cielo. Negli scavi di Ninive, nella biblioteca del re assiro Assurbanipal, per esempio, fu trovato un cilindro di terracotta con la storia del re Etan che già 5200 anni fa volò nello spazio. Gli annali cinesi raccontano che 3500 anni fa un mandarino di nome Van'o fosse salito nei cieli con 2 aquiloni spinti da 47 razzi. E queste sono solo alcune delle tante leggende degli antichi uomini delle stelle. Ora però queste leggende sono divenute realtà. Gli uomini volano davvero verso l'infinito. Ormai, da innumerevoli rampe di lancio, partono missili sempre più numerosi e perfezionati verso gli sconfinati spazi del cosmo. Si può dire che il carro del mitico Icaro, trasformato in un tecnologicamente perfetto vettore, sfidi oggi veramente l'eterna ed incognita notte dell'immenso. In questo nostro viaggio cercheremo di osservare un poco più da vicino i prodigi degli uomini delle stelle moderni. Tutto cominciò nell'ormai lontano 1957, con il lancio da parte dell'Unione Sovietica del primo satellite artificiale Sputnik 1, dalla forma di una grossa sfera del peso di 78 kg. Dopo questo lancio ne seguirono molti altri effettuati dalla Russia e dagli Stati Uniti, su orbite terrestri e lunari come quelli della classe Vostok, Lunik, Explorer, Vanguard e Pioneer. Oggi lo spazio intorno a noi pullula di satelliti con funzioni di ogni tipo che investono i settori della meteorologia, della telecomunicazione, dell'astronomia, dell'astrofisica, della meccanica dello spazio e dello studio di ogni fenomeno extraatmosferico. Però, oltre a questi piccoli e prodigiosi robot orbitanti, ora nello spazio volano anche delle vere e proprie astronavi guidate da equipaggi. Questi tipi di stazioni pilotate sono l'ultima conquista dell'astronautica moderna. Per la rotazione orbitale non necessitano di spinte meccaniche, ma si spostano secondo le semplici leggi che regolano il moto nel vuoto cosmico, enunciate teoricamente già da Newton secoli or sono. Pur tuttavia hanno necessità di spinta sia per la fase di fuga dall'attrazione terrestre, sia per le manovre e le correzioni di rotta al di fuori dell'atmosfera. Ora, seguendo le immagini che ci mostrano alcuni tipi di apparati capaci di muovere queste astronavi, nelle varie fasi della loro costruzione ed allestimento nelle officine degli uomini delle stelle, vediamo di spiegare, anche se in maniera sommaria, quali forze possono portare questi mezzi nel cosmo. Attualmente non si conosce alcun procedimento capace di muovere un vettore nel vuoto oltre a quello della propulsione a reazione. Anche questo principio fu determinato da Newton nel 1686 con l'enunciazione della terza legge della dinamica, la quale dice che ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, e questa semplice legge è alla base di ogni motore usato finora in astronautica. Quindi la propulsione di un qualsiasi vettore spaziale si realizza apportando un aumento di quantità di moto ad un fluido, in modo che questo, subendo una spinta, reagisce con una spinta uguale ed opposta sul veicolo, spostandolo in avanti. Malgrado però quanto si possa pensare, il motore a reazione di un razzo o di un'astronave è molto differente da un motore a reazione che operi all'interno dell'atmosfera, come quello di un aereo. Infatti, l'apparato propulsivo di un mezzo spaziale deve essere un vero e proprio laboratorio chimico, autonomo dallo status esterno,
ed ogni sua funzione deve prescindere dalle condizioni nelle quali agisce. Oggi esistono due principali categorie di motori: i motori a propellenti liquidi ed i motori a propellenti solidi. Nei motori a propellenti solidi il combustibile ed il comburente sono mescolati insieme e si presentano sotto forma di polveri o di paste o di sostanze plastiche. Questi tipi di motori però sviluppano velocità inferiori a quelle raggiungibili con propellenti liquidi e perciò sono meno adatti agli impieghi astronautici e vengono usati talvolta solo nella fase iniziale dei lanci per la propulsione dei primi stadi del razzo, e questo solamente per la relativa semplicità delle apparecchiature meccaniche a loro necessarie e per il minor costo d'impiego. Quindi nella quasi totalità dei razzi spaziali i motori più usati sono gli endoreattori a propellente liquido. I propellenti liquidi chimici si possono distinguere in due categorie: quelli stoccabili, ovvero i propellenti che sono allo stato liquido alle condizioni ambientali, e quelli criogenici. I più importanti della prima categoria sono il cherosene, l'acido nitrico, l'idrazina ed i suoi derivati ed il perossido d'azoto. Alla categoria dei criogenici appartengono tutti quelli che per essere allo stato liquido necessitano di bassissime temperature, come l'idrogeno e l'ossigeno liquidi che, malgrado le difficoltà e le pericolosità d'uso, vengono adottati per le superiori velocità di efflusso a cui danno luogo. Tutte queste sono le prodigiose energie che muovono le grandi e le piccole macchine dello spazio. Ma ora torniamo agli uomini delle stelle, gli astronauti. Il 12 aprile del 61, con l'astronave Vostok 1, pilotata dal sovietico Yuri Gagarin, l'uomo superò per la prima volta la stratosfera. Dopo di lui, molti altri violarono quel confine naturale che era considerato il limite estremo dell'esistenza. Questi uomini, prima di affrontare un viaggio nell'infinito, debbono sottoporsi a lunghi periodi di addestramento con prototipi di astronavi in speciali camere pressurizzate, dove all'interno sono riprodotte le condizioni fisiche dello spazio, non ultima la gravità zero. La gravità zero è, fra i molti, uno dei fenomeni spaziali più evidenti, ma anche uno dei più dannosi per l'essere umano. Per abituare il fisico a questo innaturale status, gli astronauti, oltre che nelle camere a pressione, passano molte ore in particolari piscine dove anche in queste è immerso un prototipo di astronave. Questo perché l'assenza di gravità spaziale è molto simile a quella che si riscontra quando un corpo è in apnea. Malgrado ciò, però, in una astronave le condizioni sono molto dissimili e talvolta imprevedibili. Infatti, l'uomo in volo extraatmosferico è sottoposto a molteplici ed anomale sollecitazioni che lo portano a veri stati patologici. Fra i tanti, uno è dato dalla vertiginosa velocità dei vettori nel vuoto. La velocità del mezzo di per sé stessa, anche se elevatissima, non altera le condizioni psicofisiche, però oltre certi limiti lo sfasamento tra la velocità di reazione umana ed il percorso compiuto nell'unità di tempo è nocivo. È noto infatti che l'uomo, per fronteggiare un evento inaspettato, ha bisogno di un tempo di reazione minimo che varia da 0,2 a 2 secondi. Tempo giusto per le velocità terrestri, ma su di un'astronave che può percorrere da 4 a 40 km al secondo, questo tempo è del tutto insufficiente e ciò porta senso di vertigine, nausea e vomito. Un'altra influenza nociva sulle condizioni psicofisiche dell'uomo nello spazio la arrecano le variazioni di velocità, cioè l'accelerazione e la decelerazione. L'organismo umano, perfettamente adattato alle condizioni terrestri, compresa l'attrazione di gravità, che viene presa come unità di misura dell'accelerazione e detta g, mal sopporta violente sollecitazioni.
Poiché le accelerazioni attualmente necessarie in astronautica sono dell'ordine di 3-6 g, queste comportano delle modificazioni a carico delle funzioni circolatorie e respiratorie. A tutto ciò si deve aggiungere lo schiacciamento degli organi interni in direzione opposta a quella di moto. Per ovviare parzialmente a questi inconvenienti a bordo delle astronavi vengono usate delle particolari tute anti-G, all'interno delle quali si può realizzare una pressione elevata e quindi una maggiore contenzione del corpo. Queste particolari tute, con modifiche aggiuntive, vengono usate anche per le escursioni in esterno. In ogni caso, pur con tutti gli accorgimenti tecnici possibili, anche qui l'uomo subisce la dannosa influenza di una dimensione alla quale ancora non è abituato. Ma è nel vuoto che questi uomini delle stelle sperimentano quegli apparati che forse un giorno permetteranno di vivere in questa dimensione senza inconvenienti. Malgrado però gli ostacoli fisici e psichici ai quali abbiamo accennato e molti altri che sarebbe troppo complesso enumerare, e malgrado il costante perfezionamento delle apparecchiature elettroniche dei mezzi spaziali, la presenza dell'uomo nello studio del cosmo è insostituibile. Nessun obiettivo fotografico può raggiungere la precisione, la mobilità e soprattutto la facoltà di adattamento dell'occhio umano. Non esistono satelliti intelligenti in grado di selezionare o elaborare a bordo le osservazioni effettuate. Inoltre, nessuna macchina potrà mai sostituire lo spirito critico e le facoltà di iniziativa dell'uomo. E quindi se vorremmo sempre più conoscere sia il nostro pianeta, sia l'infinito attorno a noi, dovremmo affidare questo compito solo agli uomini delle stelle. Ma secondo noi gli uomini delle stelle non sono solamente quelli che superano i confini dell'atmosfera, ma anche tutti i tecnici che costruiscono i prodigiosi apparati che portano la conoscenza dell'uomo oltre il definito irraggiungibile, ed anche coloro che dalle sale di controllo conducono e vivono ogni attimo dell'impresa sono uomini delle stelle. Sono questi uomini, infatti, fin dal primo secondo del countdown, che permettono alla fantastica avventura di avverarsi. Sono loro che coordinano gli stadi di successione delle differenti fasi dei programmi, e da questi uomini dipende la riuscita del volo. Dopo il lancio, dai monitor seguono in ogni momento l'astronave, danno gli assetti di guida, calcolano la velocità e l'esattezza delle parabole di rotazione. Dai monitor effettuano tutti quei rilevamenti e riscontri che permettono alle osservazioni effettuate di divenire conoscenza e scienza. Forse sono loro i veri uomini delle stelle. Loro e tutti quelli che nel silenzio dell'anonimo costruiscono attimo per attimo la possibilità di vincere l'impossibile. Saranno infatti questi uomini che un giorno forse non lontano inizieranno un nuovo countdown. Saranno loro quel giorno che punteranno la prua di una nuova astronave verso un ancora sconosciuto infinito. Saranno loro che dalle sale di controllo accenderanno i potenti motori per dare inizio ad una nuova era spaziale, l'era della conquista umana dei pianeti. Sì, loro, gli anonimi ma insostituibili uomini delle stelle, dai quali dipende ogni evoluzione ed ogni avvenire dell'astronautica e forse
come molti sostengono, anche la sopravvivenza ed il futuro destino dell'umanità, un futuro ed un destino possibile solo se proiettato verso gli ancora sconosciuti mondi dell'infinito.